confidare in te, riposare, dimorare in te. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire adesso questo momento, la nostra lode, il nostro culto, affinché possa essere espressa solamente la tua parola, affinché possa essere fatta la tua volontà e affinché il tuo spirito si possa manifestare qui in mezzo a noi. Padre, noi tutto questo ti chiediamo solo affinché sia compiuta la tua volontà e solo per la tua gloria. Nel nome di Gesù, amen. Alziamoci in piedi allora e cantiamo insieme in questo momento di lode e celebrazione, insieme come un unico corpo. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo.
è santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Voglio vedere. Buonasera Chiesa, chi è venuto qua per vedere il nostro Signore Gesù Cristo? Alziamo una mano. Dai, tutti quanti devono alzare. Vai, dai ragazzi. Dai, un po' di gioia, un po' di allegria, perché siamo qui per questo, amen? Vieni, basta il tempo per adorare. Vieni, al tuo cuore consegna. Cantiamo, vieni, vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo, vieni, vieni, così come stai per adorare. Vieni, al tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni, ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Cantiamo, ogni lingua confesserà il Signore, ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni. Amen. Sole tramonta, viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la mano su mi riporta per respirare, mi fai camminare sopra le acque. Cantiamo a Lui, tu sei. Sole tramonta, viene la
tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio, sì nel mare io affondo la tua mano su mi riporta per respirare, fa camminare sopra le acque. Chiari tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Io affondo la tua mano su mi riporta per respirare, fai camminare sopra le acque. Tu sei dichiari, sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Questa canzone è bellissima perché dice che se nel mare io affondo la tua mano su mi riporta per respirare. E questo mi impacta di un modo stupendo, perché vuol dire che quando siamo nelle situazioni di difficoltà, quando abbiamo problemi, quando vediamo che tutto crolla, c'è la mano del nostro Signore che ci riporta sempre per respirare. Quindi sappiamo che se lasciamo tutto sotto controllo di Lui è la migliore scelta, anche se adesso magari nella situazione in cui siamo, in cui uno di voi siete, vedete che magari c'è il mare che è enorme, c'è una situazione di difficoltà in cui non vediamo una via di uscita, ma sappiamo che c'è sempre la mano del nostro Signore che ci riporterà su per respirare. Quindi dobbiamo avere fiducia del nostro Signore in ogni situazione, dobbiamo capire che il Dio che abbiamo è un Dio che fa miracoli, è un Dio che è con noi in ogni situazione, è un Dio che magari ci sono volte che per avere crescita abbiamo bisogno di tagliare qualche ramo, quindi nella nostra vita andremo in via di difficoltà, andremo in momenti di difficoltà, però dobbiamo avere la certezza che abbiamo un Signore che in questi momenti sarà con noi e ci riporterà su per respirare. Questa canzone è una canzone che mi tocca tantissimo, io la suono da minimo 15-20 anni
è sempre mi impacta a me, perché è una verità su Gesù Cristo, no? Perché magari cantiamo, ma cantiamo solo per cantare, non capiamo come sono profonde queste parole. Sto preparando un cammino, appianando il sentiero, sempre di più diminuendo. Che è importante che mi cresca. Non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. In Lui la mia vita è, il cammino con la certezza che ritornerà. Sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando un cammino, appianando il sentiero. Cantiamo sempre di più diminuendo, perché è importante che Lui cresca. Cantiamo in Lui trovo il mio piacere, non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. La mia vita è, il cammino con la certezza che ritornerà. Per Lui che sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sovrano in potere.
E Dio, ti ringraziamo, Padre, per questo momento di lode e di adorazione, che possiamo capire che essere con te è anche perdere tutto, perché dobbiamo capire che tutto che abbiamo, il nostro cuore, tutta la nostra vita, tutto quello che siamo deve essere consegnati a te. E non abbiamo più nulla, Signore, perché è tutto con te, tutto che siamo, tutto che abbiamo, è tutto per te, è tutto attraverso di te, quindi ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo che la miglior scelta è essere con te e avere la fiducia della nostra vita in te, e avere la fiducia di tutto quello che siamo e che abbiamo in te, Padre. Ti ringraziamo per questo momento di lode e adorazione. Ti chiediamo, Padre, da continuare con noi, Signore, che il Signore possa manifestare il tuo Spirito Santo in mezzo a noi, Signore, che la tua parola, Padre, sia una parola che venga al profondo dei nostri cuori, Signore, che vogliamo sentire la tua voce, Padre, vogliamo capire il tuo regno, Signore, vogliamo capire le tue cose, vogliamo uscire da qua, Signore, diversi, Signore, persone diverse, persone migliori, Padre. E per questo abbiamo bisogno del tuo Spirito Santo e della tua parola, Signore. Per questo ti chiediamo, Padre, continua con noi e manifesta il tuo potere, Signore. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Amen. Buonasera ragazzi, un'altra volta. È veramente una gioia essere qua con voi, perché cultuare il nostro Dio è veramente un'opportunità che noi abbiamo ogni settimana, che noi abbiamo questa libertà, no, di cultuare il nostro Signore. E qua non è diverso, perché possiamo veramente essere liberi, lo Spirito Santo ci fa veramente liberi, ci dà questa opportunità e questa occasione. Quindi, seguendo il nostro programma, studiamo oggi Colossesi capitolo 1, versetto 24 a versetto 29, quindi leggiamo insieme. Versetto 24, che dice così: Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli, per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Preghiamo. Signore, nel nome di Gesù, che possiamo imparare veramente quello che il Signore vuole insegnarci questa sera, questo pomeriggio, nel nome santo di Gesù, che la tua parola possa fare la differenza nei nostri cuori, come Paolo ha pregato stasera, che possiamo uscire da qua diversi da come siamo entrati, nel nome santo di Gesù. Amen. È interessante, no? Perché io e Paolo noi abbiamo praticamente, non ci siamo messi d'accordo, no? per le lode. E molto di quello che parlerò stasera sono le due lode, no? I due cantici che abbiamo cantato stasera, i due ultimi. Perché questo testo qua parla esattamente di quello che Paolo ha sofferto per il Vangelo. Quindi quando noi cantiamo esattamente quello che noi abbiamo cantato, spendendo la nostra vita con amore e con allegria, è esattamente quello che Paolo ha vissuto, stava vivendo nel momento in cui ha scritto sta lettera, no? Di tutte quelle prediche che abbiamo visto finora, abbiamo visto che Paolo, quando ha scritto questa lettera qua, si trovava in prigione. E immaginate voi, nel momento in cui stava scrivendo, non so se aveva delle lacrime, oppure se stava passando o affrontando veramente un problema molto difficile nella sua vita, di sicuro di sì, ma comunque non ha
cioè, lasciato mai di prendere in mano la sua responsabilità, cioè di quello che lui doveva fare. E quando noi cantiamo questa cosa, ci rimettiamo appunto in quelle situazioni, cioè in quel contesto in cui Paolo ha scritto questa lettera. Ed è veramente bello, perché tante volte chi ha predicato già, oppure chi predica ogni tanto, sa che quando noi stiamo magari, non so, mettendo a posto i versetti, cioè studiando, pensando di quello che dobbiamo dire, no? Sabato, domenica, tante volte quella parola non ci dà proprio quella certezza nel nostro cuore, oppure, non so, è come se noi, non noi, ma io ogni tanto penso così, ma Signore, vieni con la tua certezza nel mio cuore che sia veramente questa parola che il Signore vuole, cioè, parlare con la Chiesa. E quando Paolo ha iniziato a cantare, le mie preghiere sono state veramente risposte, quindi amen. E di tutto quello che abbiamo letto qua dei versetti, Paolo qua sta difendendo il suo apostolato. Cioè, nel momento in cui lui dice che stava soffrendo per la Chiesa, che era il corpo di Cristo, lui stava dicendo appunto che stava difendendo il suo apostolato. Secondo Corinzi capitolo 10, Paolo difende il suo apostolato, gli ultimi capitoli della sua lettera, perché appunto, come abbiamo visto già, delle eresie, di tutte le false dottrine che erano entrati dentro la Chiesa in quel periodo, non solo a Colosse, ma anche nelle altre chiese. Quindi possiamo capire esattamente il contesto e soprattutto quello che Paolo voleva istruire alla sua Chiesa. Ma per iniziare, per entrare negli argomenti, volevo appunto iniziare con una frase, cioè successo non è assolutamente definito per i nostri risultati, ma ha a che fare con chi diventiamo. Se noi guardiamo la storia dell'Apostolo Paolo, soprattutto tutto quello che ha vissuto, il successo non era una cosa che, guardando i suoi risultati, diciamo così, era una cosa che attirava tanto l'attenzione, non è vero? Potevamo anche dire che l'Apostolo Paolo era proprio sfortunato, cioè serpenti, naufragi, tante cose brutte, è stato arrestato, messo in carcere. Quindi la sua lotta costante per il Vangelo, possiamo dire che lui era proprio una persona sfortunata. Ma noi non possiamo guardare dal punto di vista del successo, cioè dei risultati. Dobbiamo guardare la vita di Paolo per quello che lui è diventato. Una persona che perseguitava i cristiani e poi è diventato quindi un predicatore della parola e uno dei principali apostoli che noi abbiamo nel Nuovo Testamento. Quindi noi non possiamo guardare la nostra vita e mai paragonarla per i nostri risultati. Dobbiamo appunto fare una valutazione della nostra vita per quello che noi stiamo diventando, perché è questo che a Gesù e soprattutto a Dio importa, cioè la maniera come Lui lavora nella nostra vita e come noi siamo trasformati attraverso il suo Vangelo, la maniera come Lui ci trasforma ogni giorno. E se noi poi possiamo paragonare, siccome l'Apostolo Paolo ha paragonato, la nostra vita come una corsa. Nel momento in cui noi iniziamo la nostra corsa, sappiamo che diverse volte avremo delle difficoltà e soprattutto delle sconfitte. Sapete che io giocavo a calcio e in una vita di un atleta noi dobbiamo convivere molto di più con le sconfitte che con le vittorie. Immaginate appunto Michael Jordan. Michael Jordan ha vinto 6 NBA, 6 volte. Ma quante ha giocato? Quante volte ha appunto giocato l'NBA? E noi diciamo che lui è stato uno dei migliori, se no il migliore. Però lui ha giocato molto di più, ha perso molto di più che ha vinto. E nella nostra vita è così. Prima di convivere con Amanda pensava che fosse soltanto una partita di calcio. Ma conoscendomi bene, sa esattamente che tutto quello che mi metto a fare, ci metto tutto. Cioè voglio diventare una persona, non la migliore, ma migliore di me stesso. E voglio appunto fare il mio meglio sempre. Vi do un esempio, se mi tocca mettere a posto le sedie qua, cercherò di fare il mio meglio, perché voglio fare il mio meglio. Perché è così. Alcuni diranno che sono molto competitivo, ma non è solo così, non è solo questo, cioè c'è anche il fatto che io so quanto vale esattamente una vittoria. Io so quanto devo affaticarmi per avere una vittoria nella vita, perché nel calcio noi sappiamo che dobbiamo allenarci durante tutta la settimana per appunto giocarsi la partita di domenica per sapere se perderemo,
ci sarà una sconfitta oppure un pareggio. E quindi dobbiamo valorizzare le vittorie. Le vittorie vengono valorizzate, ma sappiamo che dobbiamo convivere con le sconfitte, perché la vita è così e questa fa parte della nostra corsa. E l'Apostolo Paolo, anche quando magari, subiva una sconfitta, sapeva che quella sconfitta, tra virgolette, era una delle maniere di Dio lavorare attraverso le sconfitte per portare il Vangelo. Ed era quello che stava succedendo nel suo caso, quando ha scritto le lettere. Lui si trovava in prigione. Se noi guardiamo da questo punto, possiamo pensare magari che a lui andava tutto storto, ma non è così. E poi, quando pensiamo esattamente a questa situazione, si torna anche evidente che tra l'epoca di Paolo e la nostra epoca adesso c'è una differenza secondo me sostanziale, cioè oggi quando guardiamo la vita di una persona che va tutto storto diciamo io non voglio questo Dio, ma perché devo servire a questo Dio? Cioè magari in testa nostra diciamo così, ma un servo del Dio vivente, un servo di Cristo non può subire delle sconfitte, non può vivere ad esempio affrontando delle difficoltà, mentre invece nell'epoca dell'Apostolo Paolo quello che mi sembra è che quando lui affrontava una situazione e vinceva quella difficoltà, le persone guardavano e dicevano così, voglio conoscere questo Dio, perché nonostante tutte le difficoltà, lui continua saldo, lui continua una persona fedele, mentre invece oggi la nostra realtà è un po' diversa. E sono entrati anche dentro la Chiesa, perché quando noi vediamo il capitolo 1 di Colossesi, l'Apostolo Paolo va a trattare esattamente, anche tutta la lettera, delle false dottrine. E negli ultimi tempi abbiamo visto tante false dottrine che sono entrate dentro la Chiesa. E una è la teologia della prosperità, che pensiamo esattamente che la vita del cristiano deve andare tutto bene. Cioè tu devi determinare che Dio ti darà una casa, una macchina. Cioè pensiamo che siamo al posto suo e che dobbiamo determinare le cose, ma è proprio il contrario. Lui è il Dio e noi siamo i servi. Quindi dobbiamo capire esattamente questa cosa, ma una cosa è certa, il Vangelo ha il potere di cambiare le vite. Ed è questo per cui Paolo stava proprio affrontando e soprattutto combattendo. Il versetto 24, quando lui inizia lì a difendere il suo apostolato e soprattutto quando lui inizia appunto a dire questa cosa, cioè che lui stava soffrendo per la Chiesa, lui stava soffrendo per i suoi fratelli. Magari in mezzo alla Chiesa loro stavano dicendo così, ma voi dovete adorare un'altra cosa, che noi vedremo un po' più avanti. Questo che l'Apostolo Paolo vi ha insegnato non è vero. Lui magari non sa neanche cosa vuol dire, ma lui stava dicendo che lui stava soffrendo esattamente per la Chiesa. Quindi l'impressione che ho è che Paolo aveva capito il vero senso della vita. Lui non valorizzava le cose, valorizzava delle cose finite, lui valorizzava le cose infinite, cioè lui valorizzava il nostro Dio. Magari oggi noi siamo troppo attaccati a quelle cose materiali che noi abbiamo. L'iPhone è più importante, la 500 Bart è più importante, l'Air Force, l'Air Jordan, tante delle cose che noi siamo troppo attaccati qua in questa terra, ma l'Apostolo Paolo stava dicendo che per lui le cose infinite erano molto più importanti, quindi era la cosa per cui lui stava combattendo. Per lui la cosa più importante era vivere per Gesù, servendo la Chiesa ed i fratelli e insegnando e presentando Gesù come il Signore. E all'inizio ho raccontato un po' della mia esperienza e mi hanno fatto una volta un'illustrazione e che è stata molto divertente ma anche che mi ha colpito tantissimo. Che questo pastore mi ha detto così, Miguel, ascolta, la nostra vita si assomiglia tantissimo all'arca di Dio, all'arca di Noè, scusatemi. Pensate, dentro ci sarà la puzza degli animali, la cacca degli animali, i tuoi fratelli che non hanno fatto la doccia, che anche loro puzzeranno, che le galline, magari gli uccelli che non ti lasciano dormire, ma fuori c'è il diluvio. Quindi è meglio restare dentro, anche se ci sono dei problemi, ma è meglio restare dentro. E perché sto dicendo questa cosa? Perché, come vi ho detto prima, il proposito più
grande del Vangelo è trasformarci. E se noi siamo dentro la Chiesa, cioè avremo dei problemi, avremo delle cose sbagliate che ogni tanto guardiamo e diciamo così, non va bene così, ma qua è il posto in cui Dio sta lavorando nella nostra vita. Perché quando noi siamo messi in contatto con delle persone che sono diversi, noi saremo trasformati. Perché se uno pensa di una maniera, l'altro pensa di un'altra, nel momento in cui iniziamo a parlarci, vedremo che ci sono delle cose che possiamo, non direi proprio chiudere un occhio, ma nel momento in cui noi iniziamo a pensare e soprattutto vivere queste cose, noi vedremo che possiamo imparare e migliorare. Ed è questo il proposito del Vangelo, migliorare la persona, trasformare la persona. Quindi è meglio restare dentro perché fuori c'è il diluvio. Ed è interessante perché ricordiamoci che questa lettera, come vi ho detto prima, fu scritta dentro la prigione. E l'Apostolo Paolo, invece di lamentarsi o piangere, ha visto un'occasione, un'opportunità di predicare il Vangelo. Magari molti di noi, se fossimo messi in una prigione, stavamo lamentandoci, piangendo e non approfittando dell'occasione di predicare il Vangelo, di presentare Gesù come il Signore. Punto. Ed il proposito di Paolo nel versetto 25, qual era? Leggiamo insieme. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Quindi il proposito di Paolo era quello di presentare Gesù a tutti i gentili. Interessante che a Paolo fu consegnata una responsabilità. E adesso io vorrei farvi una domanda. Chi vuole prendersi un'eventuale responsabilità? Io vedo che la nostra generazione ogni tanto non vuole prendersi, sai, una responsabilità. Vogliamo magari restare sempre nella nostra zona comfort, lasciami qua, sto qua tranquillo, è meglio così. Ma forse non abbiamo capito ancora che tra un po' quelli che non sono sposati ancora saranno sposati e dovranno prendersi una responsabilità, la responsabilità di essere i sacerdoti di casa sua. Quindi questa responsabilità ogni tanto che noi non vogliamo prenderla dentro la Chiesa, che non vogliamo servire, che non vogliamo magari fare una determinata cosa. Ma è interessante che, non so se vi ricordate, ma qualche mese fa forse ho predicato qua parlando appunto del momento in cui Gesù stava parlando della parola, che noi dobbiamo essere concreti con quello che diciamo, con i nostri fatti, ma soprattutto se abbiamo dato la nostra parola dobbiamo compierla. Dobbiamo essere proprio delle persone che trasmettono questa fiducia alle persone attraverso quello che noi diciamo. Immaginate quindi quando Gesù si è messo in contatto con l'Apostolo Paolo e gliele ha detto: guarda Paolo, tu sarai messo in carico di predicare il Vangelo ai gentili, questa è la tua responsabilità. E l'Apostolo Paolo in quel momento ha detto di sì. 2 mesi dopo, 2 anni dopo, magari lui si trova un'altra volta con Gesù e gli dice: sai Gesù, ci ho ripensato e forse quello che ti ho detto non era proprio la verità. Magari ho preso un po' di emozione, non so, ci ho pensato in un'altra maniera e adesso voglio rinunciare. Prendi un'altra persona e fai con che questa persona quindi predichi il Vangelo. La usi nel tuo, cioè nel ministero, e fai con che questa persona sia proprio usata. Io non ho dubbi che Gesù prenderebbe un'altra persona, perché la sua opera va avanti. Ma noi sappiamo che quando Lui ci dà una direzione, soprattutto quando noi abbiamo detto di sì, perché è lì che c'è la differenza. Quando noi abbiamo detto di sì, non possiamo guardare più indietro. Dobbiamo compiere quello che noi abbiamo detto. Non per noi stessi, ma per Lui. Come noi cantiamo ogni volta, è per Lui che sto spendendo la mia vita. Quindi è per Lui, non è per noi stessi. E tante volte, quando noi vediamo queste situazioni, possiamo pensare che la responsabilità quindi di predicare il Vangelo, come l'Apostolo Paolo qua stava difendendo, è soltanto della persona che viene qua dove sono adesso, oppure del pastore, oppure di qualsiasi persona che si trova in questa posizione. Ma come vi ho detto prima, non è vero. Tutti noi siamo i sacerdoti della nostra casa. Tutti noi abbiamo la responsabilità di insegnare e, come vedremo un po' più avanti, insegnare ed esortare la nostra casa, i nostri figli. E poi ho già visto tante persone
che poi si sono lamentati che i figli magari si sono sviati dalla strada giusta del Signore. Ma a casa non insegnavano la parola, non pregavano insieme, non cercavano appunto di insegnare queste cose, perché non si sono presi la responsabilità. Quindi la responsabilità noi dobbiamo prenderla, la nostra, non quella degli altri, la nostra, perché così faremo la differenza. Ognuno che prende la sua responsabilità e tutti quanti insieme faremo la differenza, ma dobbiamo assumerla, dobbiamo prendere la nostra responsabilità. E Sara è d'accordo. Bene, però predicare cosa? Possiamo fare questa domanda, giusto? Predicare cosa? Predicare la parola soltanto? Parlare soltanto di determinate cose? Interessante che nel versetto 26, guarda cosa Paolo dice, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Di chi Paolo stava parlando? Gesù, il mistero. Ma è interessante che ogni volta, cioè in ogni momento che noi iniziamo a studiare la Bibbia, che noi vediamo quello che c'è dietro ai versetti, quando noi capiamo il contesto, il testo ci parla ogni volta, lo Spirito Santo ci parla ogni volta. E predicare cosa? Io ho già detto, Giugno settimana scorsa ha predicato, ha parlato di questa cosa, loro stavano affrontando un grosso problema, cioè c'erano delle false dottrine e soprattutto delle eresie in mezzo alla Chiesa. E quella che nasceva in quel contesto era il gnosticismo, che era una dottrina che cercava appunto, voi sapete che cos'era gnosticismo? Ecco, quindi sapete logicamente che dicevano che per una persona essere salvata aveva proprio bisogno di credere in qualcosa di segreto, cioè di avere una conoscenza nel segreto. Gnose viene dal greco, che vuol dire conoscenza. Quindi questa conoscenza non era stata data agli apostoli e che tra noi, cioè tra loro e Dio, c'era appunto uno spazio, che c'erano degli esseri celesti, degli angeli, che dovevano essere coccolati oppure adorati per appunto avere questa, diciamo, per entrare nel cospetto del nostro Signore. Cioè Gesù non bastava, dovevano appunto adorare altre cose, altri esseri celesti. In più, loro vivevano in una società ellenistica. Voi sapete cos'è il dualismo? Avete già sentito parlare del dualismo? Praticamente era un'idea che, diciamo, veniva dal filosofo Platone, che diceva che l'uomo era imperfetto, cioè la carne era imperfetta, la materia era imperfetta, però il pensiero, il campo delle idee era perfetta. Quindi per loro era molto difficile di credere che un essere perfetto, cioè Dio, che era nel campo dell'idea, si è incarnato appunto in un uomo che era imperfetto, che la materia era imperfetta. Quindi l'uomo, cioè la materia, era soltanto una cosa imperfetta che era un'idea perfetta che c'era nel campo dell'idea. Quindi come incastrare queste cose? Era molto difficile per loro. Quindi dicevano appunto che Gesù non era mai venuto come uomo, era soltanto uno spirito, che lui era apparso, dopo è sparito, però non era un uomo. E se noi pensiamo in questa maniera è proprio il cuore del Vangelo, che Dio si è incarnato in mezzo a noi. Ed era molto pericoloso. Quindi se una persona crede soltanto che Gesù era uno spirito, tutto quello che noi abbiamo creduto fino adesso, tutto quello che avevano imparato da Paolo e di tutti gli altri apostoli, cascava per terra. Quindi erano insegnamenti molto pericolosi. E quindi Paolo e tutti gli altri apostoli affermavano Gesù come uomo. E tante volte, quindi, quando noi vediamo così che era il mistero, Paolo indirizzava quindi la sua lettera a tutte quelle persone che avevano un dubbio e soprattutto che erano bombardate da questa informazione, cioè il mistero. Paolo voleva appunto trattare, soprattutto parlare con loro nello stesso livello. Perché adesso Epafras, quando ha portato tutte le notizie, soprattutto ha chiesto aiuto a Paolo,
Lui stava parlando con queste persone che avevano bisogno, perché Epafras da solo non ce la faceva e ha chiesto aiuto a Paolo. Quindi Paolo stava parlando allo stesso livello. Quindi, quando Paolo ha scritto questa cosa, ha detto il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli, per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato. Quindi andava proprio allo scontro con quello che il gnosticismo parlava. Si è manifestato, non è soltanto uno spirito, non è una persona che voi non la conoscete, ma voi l'avete conosciuta. Anche Giovanni, no? Dice che il verbo si è fatto carne. Quindi era proprio questa società ellenistica di quest'epoca. Adesso volevo proprio toccare in questo punto, portando ai nostri giorni di oggigiorno, cioè, nel senso, cosa noi dobbiamo sapere riguardo alla persona di Gesù? Paolo ha parlato tanto della persona di Gesù e come abbiamo visto settimana scorsa, oggi abbiamo la teologia sistematica che ci sistema tutto in maniera tale che noi possiamo appunto studiare di maniera molto più specifica. Il capitolo 1 qua di Colossesi è usato tantissimo per studiare cristologia. Paolo praticamente ha parlato solo della persona di Gesù, che è il capo della Chiesa, che fa parte appunto, che è il nostro Dio, cioè che è il capo della nostra Chiesa, che esisteva già. Versetto 15 che abbiamo visto, lui esisteva già, non è stato creato. Quindi è usato come un capitolo per studiare cristologia. Ma partendo da questo punto quindi, cosa noi dobbiamo sapere di Gesù Cristo? Cosa noi dobbiamo imparare di Gesù? Quando io ho fatto quella domanda nel piccolo gruppo, chi è Gesù? Io ho sentito sempre quella stessa risposta, che tutti noi magari l'abbiamo già sentita. Lui è il nostro Messia, è quello che è venuto per morire per i nostri peccati e che non è assolutamente sbagliato. Che magari se noi rispondiamo a una persona che non conosce Gesù Cristo, vale tantissimo, ma è per noi che siamo qua dentro. Pensiamo che Gesù è soltanto il Messia. E quando noi andiamo a studiare la persona di Gesù, cosa ci salta fuori in più rispetto a quello che noi sappiamo già? E perché è importante studiare, come Junior ha detto settimana scorsa? Che noi vedremo un po' più avanti. Nel versetto 27 che parla anche su questa cosa qua. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi la speranza della gloria. L'Apostolo Paolo ha preso la responsabilità, sapeva chi era Gesù, per questo motivo era motivo di allegria sua, non solo passare, attraversare, affrontare diverse tribolazioni, perché lui conosceva la persona. Prima Corinzi capitolo 15, versetto 4 o 14 se non mi sbaglio, dice che lui ha detto proprio così, se Gesù non è risuscitato, è invano la nostra fede. Questo versetto è molto utilizzato nella parte apologetica, quando noi andiamo a difendere la nostra fede, perché tutto quello che succede nel cristianesimo è verificabile, cioè noi andiamo a verificare la nostra fede, non è invano, perché noi crediamo esattamente che Gesù Cristo è risorto. Quindi Paolo credeva in questa cosa, lui non stava difendendo una cosa di cui non credeva, ed è molto importante pensare a questa cosa. Quando lui inizia a discorrere nel capitolo 1 a rispetto a Gesù Cristo, noi possiamo vedere esattamente questa cosa, che lui conosceva Gesù Cristo. In più, quando lui dice ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in noi, Gesù Cristo in noi, che fa la differenza. E non voglio soffermarmi qua perché abbiamo parlato tantissimo di questa cosa la settimana scorsa, ma soprattutto nel versetto, alla fine del versetto dice la speranza della gloria. Interessante che questa speranza qua non è proprio una speranza dicendo così, spero che domani piova. No, è la certezza, la speranza della gloria. Quindi se Gesù non è nella nostra vita, non avremo mai la speranza della gloria. Quella certezza della gloria è Gesù in noi, in me, in te, in noi, nella Chiesa. Quindi è appunto capire esattamente cosa vuol dire la speranza e la certezza di quello che noi speriamo, cioè accadrà, lui ritornerà, la nostra speranza nella gloria, perché Gesù è in noi.
seguendo qua, mi ricordo di aver fatto anche quella illustrazione una domenica. Chi c'era domenica? Nel culto in cui ho predicato qua a Treviso. Ho utilizzato quella illustrazione di quel pastore Francis Shen, che lui usava appunto, sai, il filo, la parte rossa e la parte dell'eternità. Quella è la speranza che Paolo aveva, cioè di sapere che l'eternità era la cosa più importante, perché lui sapeva, c'era la certezza della gloria, la speranza della gloria. E nel versetto 28 siamo arrivati quindi al punto in cui volevo soffermarmi un attimo, che dice così, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Abbiamo parlato settimana scorsa quindi di istruire, di esortare, e stiamo parlando per diverse settimane qua, e che c'entra tantissimo quel fatto del discepolato, dell'istruire, dell'esortare, però c'è un proposito. E anche quando noi vediamo ad esempio la sofferenza di Paolo e soprattutto quello che Gesù ha sofferto, vediamo una differenza grossa tra soffrire e sacrificarsi. Quando noi soffriamo non c'è un proposito, ma il fatto che loro soffrivano era perché c'era sempre un proposito dietro quella cosa là. Quindi loro non è che soffrivano appunto, ma si sacrificavano, perché capivano il progetto, il proposito del nostro Signore e soprattutto il proposito loro individuale, che era portare il Vangelo. E noi, qual è il proposito quindi della dottrina nella nostra vita? Cioè di istruire, di esortare, affinché, la risposta è qua, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. E cosa vuol dire questa perfezione? È non sbagliare? No, vuol dire essere maturo, avere maturità, avere le radici profonde, essere propri maturi. Non vuol dire che noi saremo delle persone, cioè, che non sbaglieremo mai, ma vuol dire che noi saremo maturi. E la maturità è una cosa che noi stiamo anche parlando qua tante volte. La maturità a cosa ci serve? E qua vorrei quindi usare quattro cose, no? Riguardo la maturità e perché la maturità è importante. La maturità porta l'unità. Perché porta l'unità? Perché ogni volta che io sono maturo, la probabilità di lasciare stare qualcosa in favore di un obiettivo più grande aumenta in modo significativo. Cioè, nel momento in cui io credo e soprattutto vedo che il proposito di Gesù nella mia vita e nella vita della mia comunità è più importante dei miei desideri, io metto avanti esattamente quello che Dio vuole. Faccio esattamente quello che Dio vuole per la mia vita e non quello che voglio io. A parte quello che abbiamo visto settimana scorsa nei piccoli gruppi, nel capitolo 4 degli Efesini, versetto 14, che dice che l'importanza della dottrina nella nostra vita, portarci a un livello di maturità per non andare come bambini sballottati di qua e di là per ogni vento di dottrina, portaci ad avere una maturità per non sentire qualcosa che non va e quello che va e lasciarci saldi e non portarci da nessuna parte. Ma a parte questo, la maturità è una cosa importante perché mettiamo sempre Gesù come Signore nella nostra vita. E la cosa molto interessante è che quando noi andiamo a leggere la Bibbia, non c'è il periodo dell'adolescenza. O è bambino o è uomo. Non c'è il periodo in cui dico così, caspita, adesso sono nella mia zona comfort, sto attraversando un periodo di tribolazione nella mia vita, come gli aerei, quando, sai, stiamo attraversando un periodo di tribolazioni, lasciate le vostre cinture. No, non è così. Dobbiamo cambiare subito. O è bambino o è uomo. Quindi che possiamo pensare in questa maniera, che ci porta all'unità, ad essere una Chiesa unita. Il secondo punto, maturità ci fa risparmiare tempo. Immaginate una persona che ha un tempo già prestabilito dentro la scuola e che deve studiare per un periodo. Se per caso questa persona viene bocciata, cosa succede? Deve ripetere e lì perde tempo. Vabbè, molte persone mi possono dire così, vabbè dai, ma anche Dio è in quel periodo là,
Perché se io magari non fossi stato bocciato, sicuramente non avrei imparato quello che dovevo imparare. Sì, ma non vuol dire che in quel periodo che siamo stati bocciati non abbiamo perso tempo. E il popolo di Israele, anche loro hanno perso tempo. Eppure noi magari tante volte perdiamo tempo. E perché? Lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 11 fino al versetto 14, che dice così: su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi, perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio, cioè le cose elementari. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Tanti di noi dovevamo già essere maestri e stiamo perdendo tempo ancora, perché non siamo cresciuti. E Dio ci sta chiamando a questo punto, cioè in questo posto di maturità, in cui dobbiamo prendere la nostra responsabilità, in cui dobbiamo essere persone mature. Dio ci sta chiamando e dobbiamo dare una risposta positiva, altrimenti perderemo tempo. E Dio non vuole perdere tempo con noi. Lui ci ama, ma a partire dal momento in cui io sono già il suo figlio non posso perdere tempo. È meglio dire di sì che dire di no. Abbiamo già visto la storia di Giona, no? È meglio che diciamo sì. Maturità è necessaria. Crescere non è una opzione, ma è necessaria. Prima Corinzi, capitolo 13, versetto 11. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Interessante che noi capiamo esattamente quando una persona è una bambina o no per il modo come parla, giusto? La maniera come si comporta. Noi capiamo esattamente da questo punto. Ed è interessante questa cosa. E pensiamo come bambino. E Dio vuole che noi pensiamo di maniera diversa. Che iniziamo proprio a pensare di maniera diversa, a parlare di maniera diversa. Io dico sempre che l'apostolo Pietro è stato riconosciuto come apostolo di Gesù Cristo per la maniera come parlava. Quando era dentro dell'atrio del Tempio, uno l'ha guardato e ha detto: mi sembra che tu sei proprio l'apostolo di Gesù, che tu cammini con Lui, perché parli come Lui. La maniera come parliamo dice tante cose rispetto a noi. Quindi è necessario crescere. Dobbiamo proprio uscire da questa zona, lasciare di essere bambini e prendere la responsabilità di uomini. In più, maturità ci dà il diritto di vivere determinate cose. Galati, capitolo 4. Dal versetto 1 al versetto 5. Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi immaginate una persona che è figlio, che ha questo titolo di figlio, però gli è regalata quindi una macchina, ma è ancora minorenne. La può guidare? No. Quindi il titolo non ci garantisce nulla, cioè non ci garantisce che possiamo guidare quella macchina. Nella nostra vita è così. Il titolo di figlio non ci garantisce di ricevere determinate cose da parte di Dio. Ci vuole la preparazione.
ci vuole il camminare con Gesù. C'è la parte teorica, teologica, ma c'è anche la parte empirica, dove Gesù lavora nella nostra vita, in cui noi impariamo, cresciamo e ci dà il diritto di acquistare e soprattutto di ricevere quello che Dio ha per noi. Di essere preparato. E perché sto dicendo questa parola preparato? Di essere preparato anche per fare le cose di Gesù. Nel senso, vado a fare un evangelismo, vado a parlare con qualcuno, devo essere preparato. Cosa dice? Seconda lettera di Timoteo, capitolo 2, versetto 15. L'ultima lettera di Paolo a Timoteo, quindi praticamente sono le sue ultime parole. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Immaginate quindi se per caso vi arrivate una persona, do un esempio qua, un ateo, che vi chiede esattamente qual è la vostra speranza della gloria. Quale sarebbe la vostra risposta? Sarebbe magari adeguata? Riuscirete magari a rispondere esattamente come Paolo rispondeva all'gnosticismo? Dobbiamo essere preparati, ragazzi, a rispondere alle domande. Questo non vuol dire che non dobbiamo, evangelizzare, ma dobbiamo essere preparati. Paolo stava istruendo Timoteo, il suo figlio, nella fede. Guarda che tu devi tagliare rettamente la parola del Signore, devi conoscere di quello che stai parlando. Come possiamo rispondere a determinate domande? A un musulmano magari, che ci fa delle domande, un cattolico, perché io ho tanti in fabbrica con me, che lavorano con me, che mi fanno delle domande. Io ogni tanto devo proprio sudare per rispondere a una determinata domanda. Quindi dobbiamo essere preparati. E ripeto, non è detto che queste domande devono essere risposte solo dai pastori. Noi siamo dei sacerdoti della nostra casa, ma anche al nostro lavoro. Sappiamo di questa cosa. Ma finché noi non ne studiamo, non impariamo, non conosciamo Gesù Cristo, riusciamo a rispondere a determinate domande, non riusciremo mai a fare la differenza nella vita delle persone, perché la dottrina deve essere presente nella nostra vita. Quindi dobbiamo appunto avere questa idea nella nostra testa. In più, se dobbiamo crescere, ma se noi ci troviamo in questa situazione di essere bambini, dobbiamo desiderare il latte spirituale. Prima Pietro, capitolo 2, verso 2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Chi non è adulto ancora, che si trova in questa posizione da bambino, deve desiderare il latte spirituale. Deve imparare le cose, basi. Deve, appunto, avere questo desiderio in cuor suo di desiderare questa cosa, di crescere, di essere veramente una persona che sia proprio preparata, come abbiamo visto prima. Perché magari noi non siamo ancora in quella situazione di dire così, caspita, io sono maturo abbastanza. Non saremo mai. Ma comunque se noi non siamo, nel momento in cui siamo delle persone che si trovano in una situazione in cui possiamo dire sono già maturo, posso mangiare delle cose solide, che abbiamo quindi questo desiderio per il latte spirituale. Qua logicamente che Pietro sta parlando delle persone che sono appena convertiti, ma questo non vuol dire niente, perché settimana scorsa abbiamo visto che anche quelle persone che si trovano già in tanti anni dentro la Chiesa non conoscono Gesù, ed è vero. Quindi dobbiamo crescere, dobbiamo desiderare questo latte, dobbiamo leggere. La nostra generazione è quella che ha accesso a tutta l'informazione, ma continua ad avere i livelli più bassi in assoluto per quanto riguarda la parte dell'educazione, in tutte le cose. Leggere, e quando parliamo di Gesù, pregare, leggere la Bibbia, conoscere di quello che stiamo parlando. E finisco qua, quindi chiamo il gruppo di lode
con il versetto 29. Che dice così: a questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Ho iniziato parlando appunto di una perseveranza e finisco qua con la stessa perseveranza, ma adesso con una differenza. Qual è? Che adesso Paolo non combatteva più con la sua forza, ma con la forza di Dio. Ci sono delle situazioni nella nostra vita che tante volte vogliamo mollare tutto. Io e Amanda tante volte abbiamo già voluto mollare tutto, tornare in Brasile, seguire la nostra vita, cioè vivere la nostra vita lì, perché sarebbe molto più semplice, molto più facile. Ma nel momento in cui noi abbandoniamo, diciamo no, non solo a Gesù Cristo, ma al suo proposito, a tutto quello che Gesù ha già fatto per noi nella sua croce. Quando noi diciamo no, non è detto che noi stiamo, cioè, non dicendo solo no alla Chiesa, ma stiamo dicendo anche no a Gesù Cristo. Perché se noi non siamo in Chiesa, non serviamo i nostri fratelli, la Bibbia dice che se noi non amiamo i nostri fratelli, come ameremo Dio che non riusciamo a vedere? Tante volte dobbiamo avere proprio la forza di Dio nella nostra vita per sopportare tutte le cose. Magari quando tutto va storto in una giornata, no? Quando magari abbiamo preso parole del nostro capoturno, magari quando, non so, i nostri voti in quello determinato esame non sono alti abbastanza, magari quando noi siamo magari trattati male perché non parliamo bene l'italiano, perché non hanno magari pazienza con noi, o magari noi, quando noi non abbiamo pazienza con le altre persone per una determinata cosa, abbiamo bisogno della forza di Gesù nella nostra vita. Quindi tante volte vogliamo mollare, tante volte vogliamo proprio lasciare le cose andare, perché a volte non crediamo di essere buoni abbastanza. E qua non sto dicendo che noi dobbiamo credere che noi siamo veramente buoni, perché proprio Gesù ha detto c'è uno soltanto che è buono, che è il nostro Dio. Ma quello che intendo è che quando Gesù ci chiede una cosa e noi diciamo di sì, noi non dobbiamo preoccuparci nel modo di fare, dobbiamo preoccuparci soltanto di dire di sì. Con Noè è stato così. Quando lui ha detto di sì a Dio, non aveva mai piovuto in quel periodo. Quindi immaginate, tutto quel legno per costruire l'arca, lui ha detto solo di sì. Quindi se Dio ci sta chiamando, se Dio ci sta dicendo qualcosa, se Lui ci sta chiedendo appunto di fare qualcosa nella tua vita, non pensare come questa cosa succederà, oppure come tu devi fare questa determinata cosa, perché anche la maniera di farlo Lui dimostrerà e soprattutto rivelerà durante il cammino, durante la strada, perché è così che è successo con Noè. Quindi io non so come sei arrivato qui stasera, ma tante volte noi non crediamo in quella porta che ci è stata aperta da parte di Dio nella nostra vita. E noi pensiamo di non essere capaci appunto di lavorare in questa maniera e soprattutto di credere che Dio ha un proposito attraverso quella porta nella nostra vita e che Lui vuole veramente utilizzare la nostra vita per lavorare in questa maniera. Io sono certo che l'Apostolo Paolo tante volte, se non tutte le volte, ha vissuto, ha sopportato e ha vinto le sue difficoltà perché c'era lo Spirito di Dio con lui, lo Spirito Santo. E con noi è anche così. Quando le nostre forze non ci bastano, serve l'aiuto dell'alto. Serve lo Spirito Santo con noi. Quindi possiamo chiudere i nostri occhi? Mettetevi in piedi, che vorrei pregare per finire il nostro culto, ricordandovi che anche l'Apostolo Paolo ha affrontato tantissime difficoltà, ma c'era lo Spirito di Dio con lui. E sarà così anche con noi. Che noi possiamo stasera pregare
e chiedere appunto questo aiuto che viene dall'alto, per non mollare e per magari sopportare quella pressione che stiamo affrontando, soprattutto per sviluppare attraverso la nostra vita la parola di Dio, cioè il proposito che Dio ha per la nostra vita. Amen. Signore, noi vogliamo in questo momento ringraziarti, Signore, per la tua forza, per avere donato su di noi lo Spirito Santo. Signore, noi riconosciamo che tante volte è molto più semplice, Signore, mollare, abbandonare, girare le nostre spalle e dire semplicemente che non vogliamo più una determinata cosa. Ma noi sappiamo che la maturità ci serve anche per supportare le cose, soprattutto di capire che quando il Signore ci chiede di fare una cosa è perché il Signore sta con noi. Come Mosè ha detto al Signore che se il Signore non fosse con loro, che non li mandasse neanche. E ti chiedo, Signore, resti con noi. Sappiamo che il tuo Spirito Santo abita dentro di noi, ma che il tuo Spirito Santo possa anche essere sopra di noi. Nel nome santo di Gesù, che il Signore possa veramente darci la forza per sopportare le difficoltà, per sopportare le cose che tante volte vengono per distruggerci, per fermarci, ma sappiamo che tutto quello che sta succedendo nella nostra vita ha un proposito. Tutto quello che ha vissuto l'Apostolo Paolo, tutto quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce, aveva un proposito, e che anche noi, attraverso le difficoltà che affrontiamo, possiamo capire esattamente che il tuo Vangelo, Signore, è predicato attraverso questa cosa, e che possiamo veramente dimostrare che siamo cristiani, che siamo delle persone che vivono il tuo Vangelo, non per noi stessi, ma attraverso la forza che il Signore ci dà. Nel nome santo di Gesù. Così vogliamo, Signore, ringraziarti. Vogliamo ringraziarti, Signore, per tutto quello che fai nella nostra vita. Il Signore è santo, Signore. Il Signore è santo. Il Signore è santo. Per Lui che sto spendendo la mia vita, perderò tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Sto preparando, cantiamo. Sto preparando un cammino, appianando il sentiero, sempre di più diminuendo, perché è importante che Lui cresca. In Lui trovo il mio piacere, non so degno di poter sciogliere le sue scarpe. In Lui la mia vita
vi rubo velocissimo, soltanto qualche secondo, per i nostri annunci. Andando in ordine cronologico, oggi è sabato 6, domani domenica 7. Sappiamo tutti questo cosa vuol dire? Credo che nessuno l'abbia sentito. Sappiamo tutti cosa c'è domani? Battesimo. Battesimi. Bellissimo momento per la nostra Chiesa, un bellissimo momento per poter accogliere questi nostri fratelli nella fede. Sarà come facciamo più o meno da un bel po' di anni a Covolo di Pederoba. Se non sai dov'è, non preoccuparti, puoi chiedere a chiunque, prima o poi troverai qualcuno che puoi seguire, prima o poi troverai qualcuno che ti possa dare un passaggio, prima o poi troverai qualcuno che ti possa anche dire esattamente l'orario. L'idea è: finiamo qua il culto a Treviso la mattina, chiudiamo tutto il più velocemente possibile, andiamo, facciamo i battesimi e poi rimaniamo lì per poter mangiare insieme, per poter divertirci insieme, per poter passare insieme del tempo così come comunità e fare un agape tutti quanti insieme. Poi abbiamo il 15 settembre alle ore 20, incontro degli uomini, sarà qui, da quello che ho capito, ci sarà addirittura un rinfresco, così suggeriscono, mi dicono. Fidiamoci? Sì? No? Boh, forse? Assolutamente sì. Vi aspettiamo tutti quanti calorosi. Poi abbiamo il 27 settembre, sabato, abbiamo il nostro anniversario dell'Aga Move, perciò mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Sarà anche il culto dell'amico che funziona nel modo, non so esattamente come funziona, però ci sono due politiche. C'è la politica quella più conservatrice che è: se non porti un amico non entri. Non so se sia questo il caso. Io nel dubbio porterei dietro un amico per essere assolutamente sicuro. Possibilmente qualcuno che non viene nell'Aga Move, perché sennò vi vedete tutti quanti in coppia. No, che senso c'ha sta cosa, ok? Perciò il 27 ottobre, mi raccomando, è già un anno che stiamo facendo gli Aga Move come li state vedendo in questo momento, perciò è davvero un momento bellissimo. Cosa ho detto? Avete capito? Dai, 27 settembre. Invece ad ottobre abbiamo l'11 ottobre il Rallegrati a Sedico. Per chi non sa dov'è Sedico, sinistra Piave, perciò sì, salite per Benino, vicino a Belluno, vicino all'Islanda Sedico. Perciò anche lì vi aspettiamo numerosi, vi daremo più dettagli per quello che riguarda l'orario, per quello che riguarda anche l'organizzazione, per capire bene qua come spostarsi e quant'altro. Abbiamo dei corsi teologici e dottrinari che stanno ripartendo in questo momento, oppure sono addirittura già ripartiti. Per qualsiasi informazione potete chiedere a Giugno oppure a Pastor Caio, esattamente seguendo questo principio, no? Del sapere di più cos'è Cristo, cos'è la Chiesa, in cosa effettivamente crediamo. Siete tutti di nuovo caldamente invitati a questi incontri. Settembre-ottobre, basta, ottimo. Direi che possiamo concludere con una canzoncina. Sì, sempre. Invito la Chiesa. Sì, dai, una canzoncina. Perciò su. Siamoci in piedi. Bene in piedi. Cantiamo insieme. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, cantiamo con gioia, aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti. Vederti cosa? Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Cantiamo. Aprimi gli occhi del cuore,
voglio vederti, cantiamo a Lui, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, 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 voglio vederti. Cantiamo, chiediamo santo, 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 voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, 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 voglio vederti. Ciao ragazzi, grazie Signore, Dio vi benedica.